Arriva il vagone di risate con a bordo Sandro Bellafonte e Ciro Carratù, ovvero in arte Ciruzzo ed il mega galattico Albertuccio! Grazie. Benvenuti, bentrovati. Non fare uscire con nessuno stasera, voglio una Befana. Devo da venire in casetto. No, loro. Cioè, la Befana è pesante. Mia figlia ha detto, che mi fai a Befana? Voglio Barbie. Sto chiudendo negozi, datemi una Barbie. Quale Barbie? Barbie. Quelle stanno tanti tipi, tanti prezzi. Signori, una Barbie tendista 500 euro. E come viene pure America. Barbie pezzaiola, quando sta 200 euro, signori, una barba zoccolone, la lo come pure il cliente, no? Non si capisce niente, quando io sono passato in prezzo non si capisce niente. Avete visto che ha combinato, disse qua, ha lavorato rete, cose, boss, per me stavo boss, per ricordare, boss a chi, come si chiama? Salvini vuole dividere l'Italia, non passa l'Italia in merda, lo fa 3. Hanno fatto pure francobolli Salvini. La gente può cacao, la cartolina non sa, si è disputato innanzi alla rete. Su da tutte e due parti. Io mi ricordo quando venette Bossi a Napoli. Bossi a Coppa Parti. Cittadini, amici napoletani, ognuno napoletano, Bossi, una magnezza. O prima morsa della mamma. Oh sì, coglioni, con 1000 lire danno se valide, con 1000 lire da accanto a te tutta la lega. E a tuo vicino urbano vicino padre, questo bambino sta disturbando a loro, sta disturbando a boss. Ma perché, hai? Hai tu con 1000 lire da accanto a te tutta la lega. O padre va vicino ai figli, buchi, sto facendo in me. A perdere una cosa e soldi, sacca tutti i schifetti e fate zitto. Noi facciamo spettacoli, facciamo matrimoni, abbiamo sposato questo progetto, io e Ciro Carratù. Non ci credevo che questa sera, giorno della Befana, venivano 200 persone. Ho appena stancato di Natale, con le priapiate, si ne regala la vina, 70 di biglietti. Hanno fatto tutto quanto. Ci stanno pure i promessi sposi, la coppia che sta sposando l'anno passato. Ciao Peppe, posso darti del tu Peppe? È passato anni. Dice perché? Perché noi uomini quando piace una bella donna e ce la dobbiamo sposare addiventiamo fratello cazzo. Come mettiamo in mezzo la parola matrimonio. La femmina non arriva più che tu. La femmina aspetta all'uomo che le mani a faticare. Perché pariamo figli e può morire, i tempi, i fazzoletti, con me. Abbiamo preso il femmina, pare che stiamo sotto la stasera. La macchina rossa! Concetta! La macchina rossa lì! Pari molto drogato. Intanto che le mobili, lei che fa vicino al marito, vabbè, ti piace che mobile? Papà con adesso subito, a me no. Che cazzo vuol dire a fare? Io quando mi scusai, c'è vicino a mia moglie, vicino, ma per cattare la lampadina. Guardate qualcuno a casa, vedete quella lampadina? Ha cercato di. La cosa che mi impazzisce dal matrimonio è il momento della chiesa, Ciro. Sì. Facci caso, in da chiesa. Amici e parenti dello sposo a un lato. Amici e parenti della sposa a un altro lato si schifano a vista. E in da chiesa, un marito vicino alla moglie, il nome del padre, il figlio dello Spirito Santo, che a me io gli ho dato papà. Ma fatti i cazzo tu. A volte i matrimoni si facevano in mezzo ai palazzi, in mezzo ai cortili. E mi ricordo io che la vecchiarella di mamma mia di pantofano per. Papà con calzone normale. Ma quando in coppia in ristorante, la vecchia come ospitato, o tutto, io tacco. O io c'ho una cravatta al cane, e gli amore, ci mandavate al ristorante. La vecchia come tacco, la fece tutto tacco. Ma che la andiamo a marcia, ma non ti scappa di cinici. Si presentano vicino alla tavola preparate 20 bicchieri. La vecchia va vicino a hanno fatto il frattecato. Raffaele, qual è un bicchiere d'acqua e un bicchiere rovina? O marito a te c'è pure ignorando, tu sei dei maschi, dove vicino e dei femmine. Questo è l'uomo colto, chi non capisce niente.
E poi le donne, come dico sempre, quando vanno a un matrimonio spendono solo un quello all'anno. È vero, è vero. Un vestito in quello 600, 300, 400, il problema non ce l'avete. Signore, veniamo parlando, c'è come metto un matrimonio e Peppe e Maria. Mugliate subito. Tu vieni che tu bello vestito marrone. O vestito tu dove sei? O fuori che sta andando? Andiamo in coppia al ristorante. I fotografi sono troppo belli a Napoli. Se mi chiede scuse e 10 la mattina in da chiesa e portano un coppia al ristorante, e 5 euro. E noi che aspettiamo un coppia al ristorante, una fatica di fame. Ma pare molto albanesi. E creatura a casa non hanno mai avuto mangiare. Mai! Coppia al ristorante, papà, non muore qua. È vero, signore. Gente che sa boffevare. Coppia di sera, mangia una ferma, ci capite il poto perché uno Cristino in coppa a tavola, o Cristino sapete a che serve? Ma faceva la pallotta di e andate o sono matrimoni moderni, posso fare cose belle veramente. Voglio, io sono veramente contento. Niente, si stanno cagnando e cose, anche mia moglie, niente di lento, ti stai facendo vecchio, stai facendo il rughe. Il rughe. Ah, c'è tutto fatto così, non cambia tu niente nero. Il rughe. Un amico mio si sta facendo il rughe, fa ogni 15 ore. O miele che taglia, a ravoglia e buttata. Miele fra 15 ore, non la 200 euro, taglia, a ravoglia e più buttata. Chi non paura di a barba sta facendo ai dei ricciati. Hanno abbinato il seno alla frutta, il seno alla pera, il seno al cocomero, il seno a cipolla. Non era moderno a cipolla. Appena la guarda, me la c'era un paparnire e c'era un cochero. Mia moglie, tu non capisci niente, il seno di una donna per essere originale deve entrare in una coppa di champagne. È vero. Vero? Vero. A cittadina mia moglie, o due da mente che è piccerino, te la sprindo da champagne. E mostri parole che stai dicendo, compleanni mi ha regalato un bello reggiseno. Oh, reggiseno, perché mi ha fatto i soldi? Chi ci ha messo, dai? Sai che mai? Tu perché ti accatti in mutanda? Chi ci ha messo, dai? E la sera certi di più, certi po' così qualcosa. I bambini, ciao, ciao bimbi. Ah, non siete andati a fare la... Vado a pazziare, no? Guarda che i bambini hanno pagato. Hanno pagato, chi hanno pagato? Applausi ai bambini. Ieri mia moglie stava facendo il bucato. Gli aveva una lavatrice, ma non aveva una bacinella, ma non aveva lavatrice, bacinella. A me non è talmente un film, in un film, la signora gli aveva una bacinella, ma non aveva lavatrice, lavatrice. In un film, arriva un marito bacina la moglie. Tu, lo vuoi provare l'orgasmo? Che secondo me sento l'orgasmo. Lascia i panni, se giro, insomma, quello regna i vasi. Moglie, ma ero tutto sorato. La caretta moglie mi faccia, ehi, ma in terra, lo vuoi provare l'orgasmo? Sacci di moglie, ma no, il buddascio mi trovo più buono. C'è di marito, tu tieni il vecchio verde, sacci, ti tieni il vecchio verde, in capo te non male. C'è dappertutto, tu tieni il vecchio marrone, in capo che ti... Viva le nostre donne, si dà più voi, fate i figli, ma che ti lavano? Io guardo anche i figli, uno dei miei figli si chiama Bema. Sta andando fuori. La tua figlia mi ha detto, papà, oggi lo voglio dire, sto festeggiando con voi, 6 gennaio, vogliamo dire? Vuoi che lo dica? Vuoi che lo dica? Dai. Lui non ha voluto mancare a questo appuntamento, ma pensate, oggi 6 gennaio è il suo compleanno. Va bene? Anche mia moglie un compleanno tuo che t'ha già fatto per regalo, la cittadina di una casa. Quindi ma più ci deve papà, quando vieni la festa del papà? Quando non ci sta mamma. E la festa di mia figlia 80.
Tu che vuoi regalo a papà? O telefono cellulare, l'iPhone, che gli chiama la rete. A me la rete. 1600 euro, a me la rete. A te a me la rete, a me a banana la rete. A chi ho questo presente? Non c'è più la comunicazione di una volta. Una volta si parlava vicino alla tavola, c'era o marito, la moglie che i figli, ma no, ma si chattano. Dopo diventa la fatica o tu surò. Tu quando chiedi la fremma, la moglie un coppo di quando chiedi la fremma, la figlia un coppo a secchio con la fremma, dopo ti si muore fa, non giocci, io la fremma, chi mi taglio qua. La moglie quando aspetta, ma tu tagli il figlio. Aspetta, taglio il panno a pasta, a fitti, taglio il figlio, taglio il panno e batto per qua. Gente, come dico sempre, o telefono si portano per tutte parti. Ah sì, dove? Pure in processo. Ah, sì. Ha paura che con questo non si chiama. E chi l'ha indobbato? Pronto? Qui non ci sente proprio. Non sono io che non mi sento, telefono non va. Voi lei non è che mi potete chiamare? Allora, sotto meccanico, sospirano da piccoli. Come dite? Ui, Raffaele. No, Raffaele, non so chi ti ha fatto capire. Lo masti non mi metto proprio. Ci vado lunedì. Non ti ingoppo cantiere, quando vieni, portami la secchia. E puravo con scapasso. Ah, fatti si scassa. Grazie. Io, dopo 4 anni che mio figlio Bema ha lavorato con me, mi ha spalleggiato. Che bella sta vita. Dove sta? Che bello. Quanto c'ha? Bella. Vieni, c'ha la tizia di nuovo. È bello. Quando c'ha sta bimba? Maschietto o femminuccio? Maschietto? Bello. Amare i bambini. Amare. Amare, non lo uso. C'ho più bagno. A me piacciono assai i bambini, assai. Io me ne mangio solo io. Mi sono uno guadiamo. Stavo raccontando questo fatto che fino adesso sto parlando solo io, ma qualcuno di voi sta dicendo, ma quello dietro di lui non dice una parola. Fino a 4 anni fa è stato mio figlio, ma voi lo sapete, mi spalleggiava pure. Ho intrapreso la sua strada come rapper e io cercavo, andavo in cerca di una spalla. Ha già cagnata una, ha già cagnata nata, ha già cagnata nata, fin quando ho trovato. Lui viene. Ma faceva rapper. Faceva rapper. Ma tu non hai mai capito un rapper? Giusto per domandare. Ma fu rap. È bello. Io non capisco quando canta più. Ah no? Come gioiello. Amore di gioiello. Ma che dici, cavolo? Io per me, tu per te, tu per me, io per te, io per me, tu per te. Quando cazzo esci tu con me? Prima la stessa cosa. Quando ho il suo piatto a tavola. E qua la notte mi si mette a scrivere. Suo piatto a tavola, mangi qualcosa, rimane da io. Papà, lasciami stare, si mette dopo, mi ci vuole cantare, che mi fai? Che mi fai? Che mi fai? Che ti faccio? Giusto per bocca, c'è il suo piatto a tavola. Vieni a mangiare. Papà non ne capisci che c'è fame, mi piace scrivere e cantare, c'è scrivere due che battute, c'è da mamma, stiamo a mangiare. Che ricetta vicino a mia moglie, buttiamo la brevi, stai cantando. Suo piatto a tavola, mangia tutto così. Poi mi ha detto, il piatto mio lo sta, ho rispondato al re, ma lo sta, dopo cazzo, papà, ma dopo ti do buona che mamma, dopo te ne hai. Stavo dicendo, dopo 4 anni mi sono affiancato a questo signore. Che non sta dicendo una parola. Non è che non sta dicendo una parola. Lui sta osservando che sto dicendo io. Ma lui viene dal teatro, dalle tavole, da questo teatro. Fa il comico, prima di me sono 40 anni, grande coppia di comici, come io con un altro collega. Ci siamo divisi come alcuni matrimoni, abbiamo sposato questo progetto, io e lui, sperando di andare avanti. Lui si chiama Ciro Caratù, è un grande imitatore. Ciro, è tutto tuo il fatto, fai tu!
fenomenale come sempre Albertuccio con i suoi monologhi, una cosa proprio da stravedere, va bene? Allora io voglio fare un test giusto veloce, visto che abbiamo finito il 2024, sperando che il 2025 sia di buon auspicio per tutto quanto, però voglio vedere quanti di voi siete contenti per esempio di stare questa sera. Parlo con gli uomini che avete portato le vostre mogli a vedere un teatro, perché è bello, loro cucinano, fanno tutto loro, ma dai, per piacere, accontentiamo anche loro. Io lo voglio vedere con questo test. Io vado ad omaggiare il capostipite della risata, il grande Totò, con il brano Carmè Carmè. Semplicemente voglio che questo teatro diventi come uno stadio, va bene? Io farò le strofe e voi ad alta voce il ritornello Carmè Carmè. Pensate, stiamo registrando, chissà da arriva pure un nord su Viti, facciamo vedere a Napoli quanto amiamo la musica, le feste e le belle cose, ok? Preparate la voce, chi canta più forte è un nostro CD. Ora stanno a primavera mentre scudo rindo cuore, una mani fa l'amore con un fuoco e gioco quando vega la figliola, come sangue rinda bucchio, come tremma rinda rocchio e non garra di più. Tu solo non mi basta, ma ce ne voglio tre. I sogni buona pasta va contenta a tutte e tre. Io non faccio apposta e tu questa di sapere, caramè, caramè. Io tengo la capa tosto con me. Facciamo una cosa più bella alla seconda parte, uniamo tutti i due settori e anche la curva via all'atleta, proprio facciamolo arrivare al nord questo coro. Per ognuno tre mogliere si scrivi col giornale, ma una legge speciale pace a ranne e sai perché, ma che l'uomo la suppone e la donna in abbondanza, ma la voglia fa la manza, la vittoria fuori di. Tu solo non mi basta, ma ce ne voglio tre. Anche là dietro, i sogni buona pasta va contenta a tutte e tre. Io non faccio apposta e tu questa la sapere, caramè, caramè. Io tengo la capa tosto con me. Signori, manca il grido finale, a tempo di musica insieme a me mi unisco a voi con il ritornello Carmè Carmè. Voglio più forte, adesso siamo in linea con la televisione, ok? Siamo pronti, va contenta tutte e tre. Io non faccio apposta, ecco questa la sapere, caramè, caramè. Io tengo la capa tosto con me. Io tengo la capa tosto con me. E a questo punto, visto che lo meritate veramente con il cuore, io non posso fare altro che omaggiarvi uno dei personaggi più amati dagli italiani. Pensate, un personaggio che con la sua penna ha fatto cantare tanti artisti della musica italiana, spopolando a Grande Fratello VIP. Sicuramente voi lo ricorderete per il Ciuffetto Bianco, o meglio ancora, uno degli ultimi suoi programmi insieme a Carlo Conti, Tale e Quale Show. Ma la sua canzone con 30 milioni di visualizzazioni si canta ancora, voi la conoscete, la cantiamo con lui? Cristiano Mangiaglio! Amare gli aluacino compagni. Bobo fa, oh non bobo fa. Ma che te fa? Te pizza, che te pogni, te bruci, che te fa? Adesso quando va con sto bagno, va! Come stai, amore? Basta, amore! Oh! Come stai? Bene. E sei Maurizio? E cosa fai?
No. Fate un applauso, poi vi spiego. Ma pigiombo lo dico. Il mio compare, il mio comparino. Non lo so, prima me l'andate a terra, compare. So per piangere, è come bello che lo profumo. Diciamo la verità. Quando vi serve un po' di profumo o abbigliamento femminile. Giusy Show. Come? Giusy Show. Da settimana come burgugliere, E ti aspetto magari. tu mi hai dato cose senza dire. E tu adesso che ne ho giù. Voleva così, mannaggia, San Antonio. Vai giù. Com'è bello, mamma mia. Loro vengono da dove vieni? Nola. Mio nipote, mia nipoto, il mio... tutto bene? Sei tutto sudato. Mamma fa caldo? Asciugati. Sono tutto asciugato. Oh, che stai facendo, scusa? Sto asciugando. Io ho capito, stanno i condizionatori, farà pure caldo, ma tu lo asciughi con la carta igienica. Ah, ma che merda, Canano, non può fare la roba da asciugare. Silenzio, bambini. Fate i bravi, bambini, se no chiamano Maria Franzoni. Nello, come sta? Veronica mozzarella, Dio. La regina delle mozzarelle. E te la provo come mi mano venga a trovare. Come? Mi mano venga a trovare. A Giovanni una giornata Sant'Antonio. Ma che ci fa la pubblicità? Che ci fa? Mannaggia Sant'Antonio. Quindi ma borsa, si ruba ragazzi, vedi? Fammi idea, sta facendo un variola a Roma, vedi qua. Puoi parlare italiano con me? Vedi ma borsa. Parla italiano. Prendi la borsa, ripari il cazzo, prendi. Siete un pubblico veramente eccezionale, un pubblico che voi siete quanto io siete bello veramente, sta chiagnando da vostra, via tu, no, chiamo. E ciao, devo accattare a Bruxelles. Vediamo la borsa, guarda più. Vediamo la borsa, vediamo un po' la borsa. Grazie. Basta che la mano, un po' su. Aggiungimi su Facebook www.tetuculo.it seca masticcia. Tu vieni a scimmeccia per buttare la regola. Complimenti signora, buonasera. Come state? Complimenti per la pettinatura. Ma è fino a appendicite. Ma non mi spaccate, no? Io guardo il uso, mi non può andare. Sì, lo so come si chiama questo bagno? Come si chiama? Bagno cesario. Sei bellissima. Come stai? Bene. Maria, tutto a posto, cazzo. Ma fa manco caldo. Ti capito, sto facendo una parte del comunale, ma lo come fa? Ma quello che è italiano, fa una zuccata, fa 80 kg. Un applauso alla cara. Mi permetto di parlare così perché ci conosciamo da un sacco di anni. Abbiamo con noi Anna Maria Ruggero, moglie di Enzo Di Paruni, il nostro tecnico. Enzo, fatti vedere. Adesso basta, giovanotto, come ti chiami? Antonio. Basta! Io sto parlando. Vieni! Antonio, vieni! Fuori! Riesci a parlare, Fuori! Perché l'hai espulso? Abbia dato volevo dire mo! Vieni Antonio! Ma il cazzo siete tu? Io me ne devo andare.
Devo andare perché, ragazzi, cose molto strette, perché stanno per arrivare i personaggi su questo palco. Noi giochiamo con delle imitazioni, con il cabaret, con dei personaggi. Come voi sapete, come voi avete capito, Ciro Caratù, il mio collega, il mio questo gioca sulle imitazioni. Avete visto il film Il camporrista, il professore di Vesuviano? Professore, venite! Vieni a salutare, vieni qua, vieni qua. Saluto il professore. Salve, ma lo cazzo sai? Prima si saluta. Abbraccio. Professore, ci hanno conosciuto a tutto il gruppo. Siamo nella stessa cella a Puceriate, io ma strinta, un letto a castello. Ma tu non sei Maggioli, Io sono Maggiolio. Perché puoi pigliare in giro, tu non sei Maggioli. E scomigliato Bonucci. Grazie, maestro. Applausi. E che è la politica? L'arte di fottere chi sta con te, è così. Se voi mi state a sentire, io vi posso dare 3 cose subito. Primo, un bello caffè rubato a nome mio quando finisce prima te. Secondo, risparmiare sui cantanti perché l'organizzazione è con Mariella a me. E terzo, a chiunque di voi dentro fuori questo teatro servissero soldi, non vi permettete di venire a me, era da Alfonso Gemi, tu vedi tutti i soldi del biglietto affondato a qualche parte. Ma io voglio dire una cosa fondamentale a tutti quanti voi, poiché nelle carceri di massima sicurezza io sono stato il padrone, e se io lo dico con le mani, voglio che tutto il locale lo dice con la voce, voi lo direte con le mani, così sia scritto e così sia fatto. Per un evento così importante, per l'amicizia, per l'amore, per le donne, stasera champagne per tutti, dobbiamo festeggiare. Perché le feste è finito. Uno dei personaggi che mi ha emozionato durante la mia detenzione, un grande maestro, mi accompagnava 24 ore al giorno, lo sentivo sempre la sua musica e l'ho voluto omaggiare a tutti quanti voi, non mi poteva rifiutare ed è venuto qua, il maestro Enzo Di Domenico! Grazie Gigi. Lui, sempre lui, terrore sta città. Lui, sempre lui, che non sa che fa. Parla come un fulmine quando verità non c'è sta. La basata, soldi sempre poco, a pensiero chiedo quando appuntamento, senza cercare niente, sulle mani sai che viene. Come si può, quando vai a cavallo, meglio di nessuno fa. Come un vestito al petto, chiuso sotto il mento, non può anche respirare. Applauso per il maestro Enzo Di Domenico che sa tutto di noi. Più forte questo applauso. Seconda parte, io Ciro Caratù. Vieni Ciro. Applausi. Sempre lei, come ti chiama. Sempre lei, come ti dice lascia stare. Ma senza il pericolo non si capace campare. Kawasaki, soldi sempre poco, a benzina di toccare. Quando appuntamento, senza cuccia niente, sulle mani sai pigliare. Come si muove quando vai a cavallo, non gli devi nessuno fare. Con un vestito bello, chiuso sotto il mento, non può mai respirare.
Io ho iniziato, come tu sai molto bene, ho iniziato facendo pure io delle imitazioni, partendo con delle imitazioni come tu, come tutti quanti. Io veramente sono contento che faccio questo, mangio di questo pane, sono 38 anni. Sì. E anche perché i grandi comici sono morti tutti quanti, noi grandi, lo sai, Totò è morto, Edoardo è morto, Massimo Troisi è morto. E io non mi sento tanto bene. La vera comicità, come tu sai, nasce a Napoli. Stamattina farò rubare del Monaco, la micromicina mi ha battuto, mi ha fatto piacere, mi ha detto che no. Sì, ma beh, mi ha prestato poco 1.000 euro a già scava a mamma, e molto il rammeno. Scava a mamma che ti rappa ci viene struzzato. Coppa la clinica a Maddalona, a San Michele. O venite come a vecchierato vicino via. Ma sente o viene cano, che vi sentite? Ma sente che vi sentite? Volevo dire diabete, tengo zucchero a 30. E ci metto dire che dammi ne sei pacco, grazie a voi. Dottore, vuoi scherzato? Che la mia mi fa male sta coscia lunga e lunga che maniera. O viene cano, è l'età. No, è la coscia. Ah no, è l'età. Dottore, è la coscia. Ah no, è l'età. Ah, che se te la stessa età, mica mi fa male. Idea che mio marito che non sta bene, adesso passo marito. Che c'ha vostro marito? Mio marito ha avuto 5 interventi con. Ci hanno messo 5 di cose in bietto, volevo riuscire il bypass. Marito mi dà 5 telepass. E sponno via che buona, così hai la spalla più ambrasa. Allora che hanno contatto con l'autostrada. Avanti un altro. La signora tutta scema. Perché poi a Napoli, voglio scarafoni per la mamma sua. O figlio di 50 anni, non si è sposato, io ho cramato. A dormire, che prima la mamma e poi il figlio. Tra la mamma, o figlio là fuori. Tutto buonasera. E stiamo stati franche. Ha buttato guaglione mio. Ci tranne poi che con Madello lo vado a sti frungoli là faccia. C'è a dormire che signore. Si non vede come c'è un gambo di cibo. Viene a mamma, tu vuoi venire che arrivo figlio. Oh dottore, come viene? A chi sa come Madello mi frungoli? A chi si vede frungoli? Non ci va come Madello. Che ci va, dottore? Ci va a sciaccanello. Risponde la signora, la cassa mutua passa. Non è che viene la cassa mutua, ma non sta passando manco cazzo. Ma non sta... Io ho fatto questa invitazione di Enzo e Domenico che mi ha dato tanto, ritornando un'altra volta su Enzo e Domenico, ci dà la confidenza, l'opportunità, sa tutto di noi. Lui disse che è una bella canzone. Per me me l'hanno chiesto, specialmente questa sera lo vogliamo citare. Il grande Alfonso Gemito, la regia di questa serata, ebbene la grossa organizzazione. Con lui ci sarà un futuro con noi, ci sposteremo ad altri teatri. Grazie a lui, un grosso applauso. Grazie che stai puntando su di noi. Un'altra cosa, i soldi già fornire appartamenti. Sono pure, ma suo cazzo, fa, stai dicendo? Ciro, una bella canzone di Enzo e Domenico me l'autodedico pure io e a tutti i genitori del mondo. Poi dopo ritorniamo con le battute, sperando che ce la faccio a cantare. I figli d'Orille.
Se mi mandate a scuola, se mi mandate a scuola e tengo la penna in mano, ringrazio a te mamma per tutti i sacrifici, che hai fatto per sto figlio. Sì. Ringrazio a te papà, sono figli e poveri. E a me che me ne parte, tangassi di cerita, caduta sopra me, ma linda quando libera c'è sta scritta, dai cieli come che fanno scuola mia. Papà tu sei la donna e stata mia, e tu anche un ricco amavorello, anche un ricco amavorello a mamma. Grazie. Fenomenale imitazione del grande maestro di Domenico, come diceva Albertuccio, che ci dà la confidenza di poter fare questa imitazione del maestro. Ma io adesso voglio domandare una cosa, voglio vedere quanti di voi siete preparati, va bene? Perché io adesso vi cito una data, vediamo che quando io vi dico questa data se qualcuno di voi si ricorda qualcosa. Per esempio, se io vi dico tra il 13 e 14 gennaio 2012, a nessuno si ricorda niente, figurati, non sanno manco ieri che sanno mangiato, giustamente. Allora, esatto, quando praticamente il capitano Schettino ha fatto quella manovra sbagliata, vi ricordate quella manovra? Perché voi dovete sapere che Schettino in pratica non ha mai tenuto la patente panà, chi ne teneva la patente lo comune, sapeva il mondo e di certo vicino, quando il sindaco praticamente del paese dove abitava lui, a Sorrento gli disse Schetti, fammi pigliare un po' con una bustaria. Dice, ma che ti metti a fare? Tu che sai fare? Dice no, io tutto, no, ma sai, stiamo costruendo una nave, ma sai cosa faccio? Ti porto a buttare la nave, io non tengo la patente, manco non comune, devo fare tutta la nave. Ma che te ne fotti? Tanto cammini in mezzo umano, mica c'è sul traffico, non deve nessuno. E Schettino è successo quella cosa, però io voglio da parte vostra, prima di iniziare, poiché noi l'abbiamo ironizzata e strammatizzata a modo nostro, voglio da parte di tutti quanti voi un applauso per le vittime di quella tragedia che non c'entrano niente. Va bene? Quindi l'abbiamo immaginata a modo nostro, ok? Da questo momento pensate di non stare a teatro, immaginate di stare su una crociera. E io voglio fare un test per capire se praticamente ci siete. Quando io dico che sta per arrivare il capitano, tutti quanti voi direte oi! Facciamo un test, sta per arrivare il capitano? Ma siete proprio la ciurma adatta per lui, per il testimonial, colui che ci schiarirà le idee una volta per tutte. Il capitano Schettino! Che cazzo è successo? Ah no, grazie, è scappato un marciapiede. Sarà già nell'acqua con tutto qua. Acqua mare, che c'ho di scarico lo bagno. Ma ragazzi, ci hanno che te. Numero 8, è incasato no. Comunque siamo a qua.
Schettino era la gente che fu, gente di tutta razza, tedeschi, americani, giapponesi. La signora tedesca, io speak Deutsch, lei, vuoi sei di coglione che america, che mi sto affogando? Certo schettini, che cazzo stai dicendo? Signora, entrate dentro, mi chiamo io dopo. Sono il cameriere, io sono il dentro. E come ci metti fuori a casa, fuori a là. E rimango con mio cazzo che va salire. Non mi capisce? You speak English? Yes. Brasilino, prensela. Prensela c'è messi a forma. I suoi schettini, la coppia scoglio, quando andava affonnato, gli aveva telefonato il comandante. La mano mia gli davo due fermo. Mi si chiama ragazza da te. Quando faccio così, la fermo. Ma fai delle figure in me. Meno male che non si ammara, pensavo. La devo trovare. La vibrazione. Auri, guarda come sono bello sto telefono. Solo lo citofono mio non sono bello. Ma vorrei acconciare le cose. Compa. Amonimo. Stanno al telefono. Mi rispondo. Pronto? Pronto? Non è? Capitano Schettino, sono il comandante della Capitaneria di Porto. Uè, come mi sembra? Che era dato il numero? Allora capitano, mi ascolti, abbiamo saputo tutto, mi dia subito la dinamica dell'incidente. Che vi devo dare? La dinamica, capitano. Lo so, ciao. Secondo me il carrino dell'acqua, non ci sta qui sopra, mo Carlo Varo. Allora capitano, facciamo in modo diverso, mi spieghi passo dopo passo quello che è successo? Passo dopo passo. Passo dopo passo, capitano. Ok. A ieri si è buttato no. A biondo me lo voglio senza mano. Certo fammi fare un giro. Certo ti devo dare tu. Cosa stuppiamo e succede uguale noi. Sciuliamo e chiamiamo faccio più. Allora capitano, sinceramente io non l'ho capita, se me lo può ripetere, ma scandisca bene in italiano, grazie. Italiano? Italiano, capitano. Ok. Se parlo piano piano, lo so. Ok. Quanto fu io a Ioro, stava portando in manubrio della nave. La bionda si chiamava come aspettati piccione. Il palumo napoletano. Io di certo vicino a essa più fui a cuore, sta là con te, Giuliano e sto piano. Lei ha detto, Schettino, voglio fare il linghino. Essa si inghinava, ha preso tutti inghinati. Capitano, secondo l'articolo della legge, questo è un reato. Un vero comandante non abbandona mai la propria nave. Hai ragione. Hai ragione. Non avessi ragione, ma non avrei ragione. Un vero comandante non abbandona la nave, ha ragione. Un vero comandante. Ma voi non avete capito che io sono un bazzotto? Io non capisco niente. Quando la nave si affonda una gelata oggi, voglio fuito, ho l'ultima fetta. Chi vuole a casa e chi vuole?
tirava una foto, tenni mai anziano. Capitano, lo dobbiamo intercettare, gentilmente mi dia la posizione. Sono in posizione. Capitano, lei sta a poppa? È una videochiamata? Capitano, mi sente? Sì. Lei sta a poppa? No, a pecora. Grazie!